La Valle Sturla ha accolto con gioia Don Daniele Beronio, il nuovo parroco di Levaggi e Borzonasca. Inizia un cammino nuovo nella gratitudine per la strada percorsa in Fontana Buona. Sono stati rifatti il tetto, le facciate, l'impianto elettrico ed illuminazione del santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza, la comunità in festa per la benedizione dei lavori. La chiusura della fase diocesana del processo di canonizzazione di Don Nando Negri, un'occasione per riscoprire la sua vita semplice e ricca di attenzione per i più piccoli. Monsignor Francesco Isetti ha concluso il mandato di cerimoniere vescovile. Da Monsignor Marchesani a Monsignor Tanasini, oltre 50 anni al fianco dei pastori della diocesi nel cammino di attuazione del Concilio Vaticano II. Sta per iniziare il percorso diocesano di formazione per i ministeri laicali. Primo incontro a Chiavari il 15 novembre. Seguiranno momenti specifici nei vari vicariati. Nel cuore salesiano della Val Fontana Buona sono ricominciate le attività dedicate a bambini e ragazzi sino al terzo anno delle superiori, numerose le proposte per i pomeriggi all'oratorio di Monleone. Si sono svolti a Rapallo gli appuntamenti della giornata per il dialogo cristiano-islamico. L'integrazione nasce dall'amicizia. La domanda su Dio unisce giovani di religioni differenti. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo portandovi con le nostre telecamere in Valle Sturla e in particolare a Borzonasca, dove ha fatto il suo ingresso il nuovo parroco, Don Daniele Beronio. Un arrivo atteso, quello di Don Daniele, per le due comunità di San Bartolomeo di Borzonasca e di San Lorenzo di Levaggi, dove mancava un parroco titolare da 11 mesi. Il vescovo diocesano ha accompagnato Don Beronio all'inizio di questo suo nuovo servizio pastorale, tanti anche i fedeli della Val Fontana Buona, dove Don Daniele ha prestato servizio per diversi anni, per un semplice momento di commiato. Abbiamo raccolto tante voci, tante testimonianze, ve le mostriamo in questo servizio. Potrà contare sulla collaborazione di una comunità attiva, Don Daniele Beronio, che ha fatto il suo ingresso come parroco nelle comunità di San Bartolomeo di Borzonasca e San Lorenzo di Levaggi. Il sindaco Giuseppino Maschio lo ha accolto sul piazzale in un clima di festa. Sono certo, ha aggiunto, che il nuovo parroco saprà indirizzare queste forze verso mete importanti. Il saluto dell'amministrazione comunale e soprattutto del sindaco al nuovo parroco. Beh, doveroso, poi fa parte del rituale, giustamente. E quindi sono stati fatti veramente col cuore, siamo veramente contenti, insomma, dopo un lungo periodo di vacazio questa nomina è stata veramente, ne siamo anche riconoscenti a Sua Eccellenza, perché ci rendiamo conto che con la carenza di sacerdote che ci sono, avere la fortuna di avere un parroco, diciamo, titolare per le nostre due parrocchie è un privilegio che riconosciamo. D'altronde Don Daniele lo conoscevamo da ragazzo e quindi abbiamo di lui un buon ricordo e credo che si possa fare insieme un bel percorso. E quindi mi sembra che anche lui sia contento di essere venuto a Borzonasca e quindi partiamo tutti col piede giusto. Ecco. Il sindaco mi ha detto che gli ha consigliato di non stare dietro ai Mogugni. Siamo genovesi, una palanca di meno ma un Mogugno libero, lo so per esperienza, quindi però la gente è brava, è disponibile e quindi bisogna ascoltarli, i Mogugni, e poi decidere al meglio secondo le proprie convinzioni. Ecco. È seguita la messa animata dal coro, concelebrata dai sacerdoti delle comunità della Valle Sturla e della Val Fontana Buona, dove Don Daniele ha prestato servizio per diversi anni. Ci lascia un po' di tristezza, un po' di rammarico, perché avremmo voluto che Don Daniele restasse con noi molto più a lungo. Però, come dicevo, è una decisione che va accettata con ubbidienza e con umiltà, perché è una decisione che ha l'approvazione del Vescovo e quindi dobbiamo farcene una ragione. E certamente, come dicevo prima, Don Daniele rimane nei nostri pensieri e quindi quando vorrà venire, diciamo così, a tornare anche per un solo attimo insieme a noi, in qualsiasi momento, se le porte sono sempre aperte. Anche un grazie a Don Daniele. Certo, un grazie perché per questi brevi anni che è stato con noi, solo 3, anche noi siamo molto dispiaciuti che ci lascia, ma anche noi accettiamo con obbedienza questa sua decisione, sua del Vescovo. Anche per la parrocchia di Aveggio sicuramente ci sarà sempre le porte aperte per lui
e niente, ci auguriamo che comunque inizi un nuovo percorso qua in queste parrocchie, che sicuramente si farà voler bene, li vorranno bene e noi non lo dimenticheremo senz'altro. Io rappresento la parrocchia più piccola, la minoranza, però ribadisco, lui ci ha trattato come fossimo i primi. Per noi è stata una presenza importante a livello di parrocchia, di comunità e, come ho già detto in un'altra occasione, ha seminato, e io mi auguro che quello che lui ha fatto per noi, per tutti noi, non vada perso, e questo lo vorrei ricordare a tutti. Grazie Don Daniele. Le cose belle non si perdono. No, non si devono perdere. Allora salutiamo, come vi chiamate? Io Giovanni e lei E tu? Esther. Allora, diciamo un ciao a Daniele, però lo puoi sempre venire a trovare. Non si chiama Daniele, si chiama Don Daniele. Don Daniele, bravo. Ciao! Corrado, un grazie a Don Daniele. Grazie di tutto e in bocca al lupo in questa parrocchia. Vi potrete sempre incontrare. Certamente, quando vuole anche da noi le porte sono sempre aperte. Cosa ti rimane di bello? Ma le amicizie, next domanda. Cosa facevate? Beh, in parrocchia avevamo tanti appuntamenti, tanti incontri e anche vedersi non in via ufficiale, ma anche semplicemente andare a mangiare una pizza insieme era piacevole, ecco. Nell'omelia il vescovo ha invitato i parrocchiani della Valle Sturla a sentirsi parte attiva della diocesi di Chiavari, della quale sono entrati a far parte nel 1989, quando ci fu il passaggio dalla diocesi di Piacenza Bobbio. Don Beronio è di fatto il primo parroco nominato dalla Chiesa di Chiavari. Chiedo a Don Daniele di rafforzare il vincolo con la Chiesa chiavarese, di vivere la vita della comunità diocesana per vivere bene la vita delle comunità parrocchiali, ha aggiunto Monsignor Tanasini. Dopo il rito in chiesa è seguito un momento di festa sul piazzale offerto dai fedeli della comunità. Questo è proprio un dono di Dio, penso, perché è difficile trovare, come ha ricordato più volte anche il nostro vescovo, un parroco di queste zone. E quindi suppongo che sarà anche molto attento alle nostre esigenze e alle nostre difficoltà che incontreremo e ci aiuterà nel proseguimento dei prossimi anni, speriamo. Sei impegnata in parrocchia? Sì, di solito leggo le letture, mi occupo della pulizia della chiesa in parte, insomma, anche perché nella nostra parrocchia siamo rimasti molto pochi, quindi quei pochi ci diamo da fare. Siamo più che contenti, anzi contentissimi, e niente, non vediamo l'ora che venga su Alevaggi, che lo possiamo così salutare anche noi. E per lei? Anche lo stesso, si conosceva già da prima, quando era curato, che io lo conosco e adesso è venuto, speriamo di andare d'accordo, che sia il nostro custode. Veniva da giovanissimo? Sì. C'era con Don Angelo e poi seminarista. Ben arrivata Don Daniele. Sì, guarda, sono molto felice dell'arrivo di Don Daniele, quindi bene, un prete giovane, speriamo che ha delle belle iniziative per noi giovani, per i ragazzi, per i post cresima, quindi molto contenti proprio, veramente felici e ben arrivato. Catechista? Sì, catechista qua a Borzonasca dei bimbi di seconda elementare quest'anno. Abbiamo già visto un bel saluto nello scambio della pace. Sì, l'ho portati a far pace a Don Daniele, poi dopo siamo andati anche a salutare il vescovo in sacrestia. Il vostro nome? Stefano. Mario. Cosa diciamo a Don Daniele? Ciao Don. Ciao Don. Avrete tante belle cose da fare? Sì. Ci divertiremo insieme a lui e io farò anche il catechista se vorrà. Bene, e tu? Sarà una cosa bella, anche se non starò tanto con lui. Tu giocherai? Sì. Marisa, un tuttofare in parrocchia? Beh, abbastanza, sì, la disponibilità non mi manca, anche perché c'è bisogno e quindi bisogna rendersi al massimo disponibili perché
Abbiamo tantissime cose da portare avanti, da conservare per il presente e per i posteri, e quindi penso che sia la cosa più bella collaborare, dare tutto se stessi, e speriamo di trovare anche delle forze nuove, perché sono lavori importanti, difficili, impegnativi, ma ci vogliono anche delle forze nuove. Giusto? Intanto oggi avete fatto una bella festa. Sì, abbiamo fatto una bella festa, una festa attesa da 11 mesi, e in questa occasione ricordiamo e salutiamo anche Don Angelo, che ci ha lasciato, che è andato, si è trasferito al suo paese per motivi vari, e lo salutiamo col cuore, ringraziandolo di quello che ha fatto qui in mezzo a noi, e salutiamo, diamo il benvenuto a Don Daniele, che fu qui già 26 anni fa come seminarista. Già lo conosciamo un po' e sicuramente continueremo a dare la collaborazione che abbiamo dato a tutti, anche a lui. Lui sicuramente concederà a noi la gioia, darà a noi la gioia di tutte le aspettative che senz'altro sono nel cassetto di ciascun parrocchiano, e porteremo avanti il nostro santuario del Santissimo Crocifisso, che è il nostro orgoglio. Certo. Bene, allora intanto oggi avete fatto una bella torta anche. Abbiamo fatto un rinfresco magnifico, perché era giusto farlo per celebrare l'avvenimento. La torta anche degna di Don Daniele, e chiaramente penso che un benvenuto così, anche l'affetto della gente di Borzonasca, quelli venuti da fuori a salutarlo, accompagnarlo, penso che siano la testimonianza. E quindi auguriamo a tutti il buon rinfresco e speriamo che sia gradito, sia il salato che il dolce, perché di impegno ce n'è stato tanto, come vedete là sui tavoli. Una giornata importante per te, quale sentimento? Ma innanzitutto di gratitudine nei confronti dei miei, se posso chiamarli, ex parrocchiani, di Certenoli, di Romaggi, di Aveggio, di Calvari, anche se non è ovviamente parrocchia con Certenoli, di Cicagna, di Ferrada, di Canevalle, di Orero, mi pare di averli detti tutti. Perché davvero sono stati per me preziosi, mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto diventare tutto sommato anche quello che sono, anche per merito loro, per merito del loro incoraggiamento, e del loro amore, del loro esserci sempre. Tra l'altro abbiamo sentito anche qualche testimonianza, e hai lasciato un bellissimo ricordo in queste singole parrocchie. Ma sì, loro sono troppo buoni, sono veramente troppo buoni, e in effetti c'è stata una bella collaborazione, ci siamo trovati bene sin dall'inizio, sin dal principio, e questa è stata una cosa ovviamente positiva che ha aiutato poi il nostro stare insieme. A Borzonasca tutti già ti conoscono perché c'eri tantissimi anni fa, qualcuno ha detto 26 anni fa. Esattamente 26 anni fa, ero un seminarista, bello magro, e sì, sono venuto per aiutare Don Angelo, che saluto con affetto e che ricordo ovviamente con affetto, e abbiamo vissuto anche delle esperienze belle ma anche tragiche. Mi ricordo di un ragazzo che era mancato, ci aveva segnato profondamente, ecco. Comunque una bella esperienza che adesso si ripete in un'altra veste, una veste un pochino più diversa, però sempre contento, ecco, di esserci. Ecco, vediamo una comunità viva a Borzonasca, anche questo far festa anche dopo. Sì, ma io penso che tutte le comunità siano vive, è che a volte purtroppo questo fuoco si spegne un attimo, rischia di spegnersi, però poi basta un soffio, basta qualcosa e questo si rinvigorisce, si ritorna, no, alla sua bellezza. Credo che noi abbiamo un compito molto importante, come ci diceva già, ci ricordava il Vescovo, quello di essere per loro, ecco, per loro, e cercare di aiutarli proprio in questo, a non morire ma a vivere. Parlava di ogni sacerdote di essere segno di Cristo. Sicuramente, se no non saremmo sacerdoti, ecco, io mi sento di Cristo, appartengo a Cristo, sembra uno slogan ma non lo è, ed è vero, e spero che la mia comunità le mie comunità imparino davvero questo anche da me. Tra l'altro abbiamo scoperto oggi proprio dal Vescovo che sei il primo parroco della diocesi di Chiavari. Sì, sono il primo parroco perché Don Angelo è l'ultimo parroco prima di me, era stato incardinato, cioè era arrivato da fuori, era di Bergamo e quindi non apparteneva proprio alla diocesi di Chiavari, diciamo
in purezza. Nel saluto che hai dato alla comunità alla fine della Santa Messa, hai parlato che ti piacerebbe stare insieme sul podio. Vuoi in sintesi di nuovo raccontarci questo? Sì, l'esperienza che ha fatto una ragazza che davvero non si è arresa di fronte a una drammatica esperienza, quella di uno squalo che gli ha tolto un braccio e gli avrebbe tolto anche la possibilità di surfare, che era la sua passione, la sua gioia grande. Io penso che a nessuno dovrebbe mai succedere una cosa del genere, però se anche succedesse questo, sapere che ci siamo gli uni per gli altri e possiamo davvero vincerla questa cosa insieme. E di essere sul podio al di là del primo, secondo, terzo, quarto posto. Sì, decisamente sì. Sono stati inaugurati i lavori di restauro per quanto riguarda il santuario mariano di Nostra Signora dell'Olivo, che si trova proprio alle porte della città di Chiavari, lungo la strada Aurelia provenendo da Zoagli. Un santuario molto amato dai fedeli della parrocchia di Bacezza, che hanno fortemente voluto questi interventi. Interventi davvero molto complessi e molto onerosi, che sono stati portati avanti con grande coraggio dalla comunità parrocchiale, così come ha sottolineato il vescovo diocesano durante la cerimonia di inaugurazione. Infatti gli interventi hanno comportato il rifacimento dei tetti, della facciata e degli impianti di illuminazione e dell'impianto elettrico. Vediamo insieme il nostro servizio. Una festa oggi per la comunità parrocchiale di Bacezza, si completa un sogno ma che è stato soprattutto una volontà di tutta la comunità di realizzarlo, questo lavori di restauro del santuario. Che momento è per la comunità oggi? Questo è un grandissimo momento di festa, perché questo santuario aveva bisogno veramente di restauri, perché in cima ad esempio c'erano dei cornicioni, delle ardesie che proprio venivano giù. La chiesa è molto antica, per cui era stata fatta anche con calce e con pietrame di fiume, per cui aveva bisogno, e il tetto in particolare era un doppio tetto in ardesia e aveva bisogno veramente di restauro, perché il mare sappiamo bene che consuma le ardesie. Che impegno è stato anche dal punto di vista economico per la comunità? L'impegno era partito più o meno con un 400.000 euro di spese per il tetto e per le facciate, e poi per il progetto, gli architetti. Siamo arrivati a una spesa totale di circa 570.000 euro, perché nel frattempo abbiamo trovato che c'erano negli interni specialmente tutti gli impianti elettrici da rifare, il riscaldamento, le caldaie dei vari appartamenti che erano tutti collegati. Abbiamo staccato tutto, luce, acqua, gas, abbiamo praticamente fatto tutti gli impianti autonomi in maniera tale che ognuno abbia la sua autonomia, diciamo, e questo ci è costato molto anche l'impianto per i parafulmini. La sovrintendenza ci ha imposto tantissime cose, specialmente la cosa più bella secondo me, che siamo riusciti la Madonna che è dei Vacà, la Madonna che è su in cima, che non la vedeva quasi nessuno. La sovrintendenza ci ha dato una grossissima mano, perché con i metodi moderni abbiamo fatto una copia esatta in resine speciali, e invece la Madonna vera, l'originale, è stata restaurata ed è all'entrata a destra della chiesa, che possono vedere tutti.
Un impegno di spesa che ha visto in primo piano soltanto la parrocchia, non ci sono stati aiuti esterni al momento. No, noi avevamo chiesto all'inizio appunto l'8 per 1000 se c'erano le possibilità di avere cosa, e ci era stato risposto che avremmo avuto questi eventuali contributi del 20-30% o quanti erano, ma dopo 6-7 anni, come quando ci siamo riuniti abbiamo fatto un po' i nostri conti e abbiamo detto va bene, abbiamo un piccolo gruzzolo da parte che mi sembra che fosse 100.000 euro, diciamo così. Ora vado un pochino a ricordi perché sono passati 4 anni, e col parroco è stata una decisione di dire va bene, facciamo una gara con delle imprese, vediamo. Ha vinto un'impresa di Genova che è stata bravissima, bisogna dire, ha tirato sui ponteggi e da lì è partita la provvidenza. Quando al parroco abbiamo detto vedrai che la padrona di questo santuario non ci lascerà a piedi, e nel giro di appunto di 3 anni e mezzo, le date precise non me le ricordo tutte, siamo arrivati ad avere ancora da pagare 30.000 euro per gli impianti elettrici, che sono stati quelli che non sapevamo di dover, e avevamo contratto un piccolo mutuo, e nel 2019 praticamente questo mutuo, che è ancora di 19.000 o 20.000 euro circa, riusciamo a finirlo e chiuderlo. E questo ringraziamo perché, come diceva Don Giacomo anche nelle celebrazioni, chi ha dato un centesimo, chi ha dato un euro, però tutti questi soldi sono stati, senza nessun contributo nello Stato, nel Comune, niente, siamo riusciti ad arrivare in fondo, e come vedete la chiesa, il nostro santuario, la nostra parrocchia, diciamo, perché io sono parrocchiano, ma il santuario dei Chiavaresi, perché è uno dei santuari più vecchi della Liguria, è stato messo veramente in sicurezza. I lavori sono iniziati perché c'era un grossissimo problema di infiltrazione delle acque dal tetto, che stavano mettendo in serio pericolo i cicli di affreschi preziosissimi, tra l'altro e molto onerosi eventualmente da recuperare, quindi era un problema serio. Che cosa è stato fatto? È stato fatto innanzitutto la copertura, tutte le copertura di ardesia, non è stato diciamo rifatto soltanto il manto, ma si è intervenuti anche sulla struttura lignea, che in molti punti era danneggiata. Si è fatto poi si è affrontato il discorso degli intonaci esterni, che sono stati diciamo mantenuti il più possibile, erano abbastanza buoni, devo dire, però la colorazione è stata affrontata in maniera molto delicata in collaborazione con la soprintendenza, perché si è cercato di fare in modo di ridurre al minimo l'impatto di modifica che spesso avviene con le nuove colorazioni. Anche il campanile è stato interessato da questo intervento? Assolutamente sì, il campanile è stato ripristinato in toto, anche in parte gli intonaci del campanile. Abbiamo poi rifatto tutte le gronde pluviali che erano ovviamente danneggiati, si è poi intervenuti sull'impianto elettrico interno. E poi si è fatta un'operazione che alla parrocchia è piaciuta tantissimo e che era comunque doverosa. C'era la statua seicentesca della Madonna, che in origine era stata commissionata dai Vaccà nel 1660 circa, ed era al posto dell'icona, perché in origine l'icona non era nella cripta ma custodita altrove. Intorno al 1700, dato che c'era stato un crollo del presbiterio, si è rifatto praticamente la cripta e il presbiterio e anche l'organizzazione della cappella.
ponendo l'icona sull'altare dove è adesso e spostando la Madonnina, pregevolissima opera, dobbiamo dire, pregevolissima opera, al vertice del timpano di facciata. È stata poi spostata con l'allungamento della facciata nel 1800 e poi finalmente si è deciso di sostituirla con una coppia e portare all'interno questa opera veramente pregevole e ricca di storia, ma da un punto di vista artistico veramente molto interessante. Il Vescovo ha apprezzato il coraggio del pastore di questa comunità, è stata una scommessa e per ora i risultati si vedono, è stata vinta. Sì, non so più se coraggio o incoscienza, però le cose quando vengono fatte insieme, supportate anche, quando senti che tutta una comunità, tutta una famiglia parrocchiale e non solo ti sostengono, si riesce a fare anche queste cose straordinarie, ecco, straordinarie non proprio perché vanno fuori dall'ordinario, ma è stato un po' anche, come diceva il Vescovo, il preservare secoli e secoli di preghiere, di desideri, di speranze, di sacramenti celebrati qui, per non sciupare anche tutto quello che era stato fatto dalla comunità in passato. Allora davvero aspettare per vari contributi 10 anni ci sembrava di rischiare di compromettere alcune cose. Allora, però poi quando si fanno scelte, se sono scelte vere, buone, la provvidenza ormai non si usa tanto più, la provvidenza, si usano i bilanci di prospettiva, però invece la provvidenza c'è e ci ha guardato e nella semplicità delle persone si è fatta sentire. 3 anni di lavori, si potrebbe andare ancora avanti adesso? Sì, si dovrebbe andare avanti, perché ora il santuario è stato, non ci piove più sulla testa, però e l'impianto elettrico era urgente e tutto, però è da recuperare la vivibilità quotidiana, e quindi i locali, quindi un appartamentino che vorremmo diventasse anche zona di accoglienza per piccoli gruppi, perché qui vorremmo fare del santuario il luogo un po' più spirituale della parrocchia, mentre le saline è il luogo più pastorale del catechismo, del gioco, del campetto. Qui poteva essere un luogo anche di ritiro, di pace, anche per coppie, per gruppi, però bisogna ancora lavorarci. Ora facciamo un passo indietro e torniamo al 1° novembre, solennità di Ognissanti. In questa giornata infatti la nostra diocesi ha vissuto un momento di grazia straordinario. Durante la celebrazione infatti il vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini ha dichiarato concluso la fase diocesana del processo di canonizzazione di Don Nando Negri, un momento storico atteso per i fedeli della nostra diocesi, e al termine della celebrazione eucaristica nella solennità di Ognissanti abbiamo raccolto alcune voci, alcune testimonianze. Ve le mostriamo in questo servizio. Quale sentimento in questa giornata? Tanta emozione, guardi, è difficile che io mi emozioni tanto, ma mi sono molto emozionata perché ho vissuto la realtà di questa vita, una vita veramente fatta di semplicità, cioè lui non è mai stato protagonista. Siccome io non amo i protagonismi, in Don Nando mi ritrovo, lui non è mai stato protagonista, anzi andava, però aveva seguito. Guardi che questo è già il miracolo di Don Nando, perché adesso noi aspettiamo il miracolo, ma il miracolo è stato, uno, il villaggio. Pensiamo a quello che ha fatto nel dopoguerra, quando i parroci riempivano le parrocchie di ragazzi disperati, ma lui ha creato una struttura operativa. E poi il miracolo è questo fatto di avere seguito nella sua semplicità, senza grandi parole.
E questo secondo me è molto importante. Anche per la vostra famiglia un pochino più piccola, cosa ha significato Don Nando? Beh, Don Nando, adesso io per esempio mi ricordo che i miei genitori, mio padre era cugino come età grosso modo, dicevano sempre, in casa si diceva sempre che era un santo. Cioè in famiglia si diceva, e adesso ho sentito una cugina da parte di un suo cugino che ha detto ma si diceva sempre che era un santo, cioè per noi più piccoli Don Nando era un santo, quindi un santo, ma un bel concetto di santo, un santo con la S minuscola, ma un santo molto trainante. C'è una frase, una parola, qualcosa che si sente di dire che raggruppa un po' tutto quello che è stato Don Nando per lei? Ma per me è stato un esempio di prete fuori dagli schemi, soprattutto un uomo pieno di idee che le ha sapute attuare, perché cioè lui era un prete semplice, non aveva neanche una gran cultura, Don Nando, perché la cultura gliela davano i fratelli, però aveva questa capacità, aveva delle idee e che riusciva a realizzare. Il Vescovo ci lasciava con un invito, l'invito alla preghiera per Don Nando. Ma sì, certamente, perché i santi li fa il Signore, no? Ma li fa il Signore nel senso che proprio li santifica Lui, e anche il riconoscimento poi ecclesiale, che diventa universale, pubblico, è anche opera del Signore. Però io mi domando, e mi fa bene questo, se a Don Nando gli importa questo, non credo che gli importi molto, anzi, assolutamente. A me pare molto bello pensare questo su Don Nando. Il Vangelo che si legge nella festa dei santi sono le beatitudini. La prima beatitudine è beati i poveri nel cuore, perché di essi è il regno dei cieli. Cioè la mendicanza è quella condizione base del discepolo sulla quale mendicanza il Signore edifica la santità. Don Nando è stato un grande povero, cioè un uomo distaccato, appassionato, speso per gli altri, ma distaccato da sé. In Don Nando di narcisistico non c'era nulla, un grande povero, e su questa povertà il Signore ha scritto la santità di Don Nando. Si vedeva anche fisicamente, no? Certamente, bastava vederlo ed era già un rinvio, era un testimone di Don Nando, perché quando lo si vedeva la sua attitudine parlava già di altro, parlava del trascendente, parlava del mistero. Come andrà a Roma, per noi della diocesi di Chiavari, che l'ha conosciuto, rimarrà per sempre un riferimento. Certo, rimarrà certamente, ma per la nostra gente, perché l'ha riconosciuto, Don Nando è un santo, lo sappiamo, lo sentiamo, e occorre pregare Lui perché ci aiuti, ci conforti. Al tempo stesso diciamo anche al Signore che se Lui lo ritiene opportuno, che sia riconosciuta anche pubblicamente la sua canonizzazione. E sempre nella solennità di Ogni Santi, proprio in occasione della celebrazione eucaristica di questa giornata, Monsignor Francesco Isetti ha concluso il suo incarico come cerimoniere vescovile. Un incarico, un servizio, quello alla Chiesa chiavarese, che Monsignor Francesco Isetti ha portato avanti per oltre 50 anni, attuando il dettato conciliare proprio in materia liturgica. Abbiamo raccolto la sua testimonianza. Un grande impegno per la diocesi di Chiavari dal 1967. Sì, dal concilio, ai tempi del concilio, quando i nostri vescovi, il vescovo già Maverna, già Marchesani, poi Maverna e poi Ferrari ci hanno portato in avanti e ci hanno appassionati. D'altra parte è il nostro ideale, celebrare la liturgia è fonte e culmine della vita cristiana. Ha iniziato con Monsignor Maverna. Con Monsignor Maverna, direi con Marchesani anche, perché ci portava già al concilio, ci faceva vivere almeno 15 giorni a Roma con lui per
respirare l'aria conciliare. Poi da sacerdote ordinato nel 60 sono andato viceparroco a Santa Margherita Ligure, dove mi sono fatto a contatto con la realtà e mi è servita molto la vita pastorale. Poi mi sono dedicato, quando i vescovi mi hanno detto, a un approfondimento, allo studio, percorsi ricevuti e offerti per quanto mi è stato possibile. Ecco, stare vicino a diversi vescovi, come ha fatto, come si fa? Ma sono diversi, ma un unicum. Si cresce nella condivisione, nella comunione a servizio della Chiesa dei fratelli. Ogni vescovo ha la sua caratteristica, per grazia di Dio, no? Quindi non si ripetono, non sono fatti con lo stampino, ma guidati dallo Spirito. E c'è una ricchezza che si acquista e si cerca poi di condividere e di partecipare. In questi anni si è sempre interessato anche della musica, dei canti della nostra Chiesa, dell'ufficio liturgico. E anche l'arte sacra, i beni culturali, il museo, perché sono aspetti di un'unica realtà, la vita cristiana che si esprime attraverso i segni, la parola, ma anche i segni non verbali, quindi l'atteggiamento e le visite pastorali, che sono una ricchezza. Ritengo di aver ricevuto molto, qualcosa forse sono riusciti a dare, dico forse, ma si riceve molto, c'è da ringraziare davvero con bel Te Deum il Signore. Don Franco Isetti lo ricordiamo anche insegnante di religione, anche il sottoscritto ha avuto il professor Isetti. Sì, non so come mi ricordi, nella scuola sono stato 35 anni e questo mi teneva un po' vivo, mi ha impedito di restringermi in me stesso, di essere poco realista. Anzi, la scuola ti scuote, soprattutto in contatto con i giovani, e questo mi ha arricchito ulteriormente. Ecco, una cosa che mi ricordo di Don Franco, insegnante di religione, che faceva dalla valutazione a noi studenti, sì, ed era una responsabilità grandiosa. Su 3, ma intendevo mettere in responsabilità, corresponsabilità per quanto si riusciva a comunicare, a partecipare, a proseguire un cammino. Ecco, ricordo si faceva lezione anche con la lavagna, ma con tratti e i famosi verbali, che almeno una volta all'anno un alunno doveva impegnarsi a servizio della comunità. Sono piccole attenzioni che servivano a me prima ancora che agli altri. E Don Franco, ritornando alla diocesi, c'è qualcosa che gli è stato più a cuore in questi anni, che magari farebbe in maniera diversa? Ma in maniera diversa forse tutto, non si va mai abbastanza, ma certamente la diocesi mi è cara, è la Chiesa, non esiste una Chiesa in astratto, la Chiesa concreta, quindi consumare le scarpe per girare a visite pastorali con Monsignor Maverna, Monsignor Ferrari e quant'altri, e arricchiscono e ti mettono sempre, ti provocano continuamente, e quindi non puoi perdere tempo né perderti, e quindi il suscitare quindi attenzione alla Chiesa e all'interno della Chiesa anche alle vocazioni sacerdotali, alle quali ho sempre creduto molto, e grazie a Dio il Signore ha saputo anche rispondere. Compagni di avventura, lo stesso Don Mario che è vicino, sempre molto vicino. Sì, da un certo numero di anni, perché dopo che è stato ordinato, ma lui molti anni dopo, ha collaborato, condiviso con me. Oggi ci sarà Don Andrea Buffoli. Don Andrea Buffoli, che lo ricordo chierichetto qui in cattedrale, è poi cresciuto, poi è entrato in seminario e poi ha provato e prova questa bella attenzione, molto animato, ben intenzionato e preparato, quindi
sono contento che non si chiuda un discorso, ma resti aperto e progredisca. C'è qualcosa che si sente di dire alla diocesi e ai collaboratori suoi che ha avuto? Non posso dire che grazie per tutti quelli che mi hanno accettato, sostenuto e accompagnato. Continuiamo a parlare di liturgia e lo facciamo presentandovi il primo appuntamento del percorso annuale di formazione per tutti i ministeri laicali. Un percorso fortemente voluto dalla Commissione Liturgica Diocesana che sarà articolato in diversi momenti anche e soprattutto con incontri nei vari vicariati in maniera da favorire la partecipazione sempre più ampia da parte dei fedeli laici a questi momenti. Dicevamo di un primo momento di formazione che sarà giovedì 15 novembre alle 20:45 nel Salone di Casa Marchesani. Sarà l'inizio dell'anno per tutti i ministeri laicali, ma sarà anche l'occasione per potersi informare, raccogliere informazioni ed eventualmente aderire al percorso diocesano di formazione. Vediamo. All'inizio di un nuovo anno pastorale trovano attuazione alcune delle linee che, alla conclusione del lavoro dei tavoli, il Vescovo diocesano aveva lasciato in consegna a tutta la nostra diocesi. Un cammino che inizia anche per quanto riguarda i ministeri laicali. In particolare, in che modo si vuole dare attuazione all'eredità del lavoro dei tavoli? Il Vescovo ha chiesto, alla conclusione della prima parte del lavoro dei tavoli, di vivere la liturgia come, diceva il Vescovo, un ponte tra il cielo e la terra. E il modo migliore per far questo è vivere le cose normali, ripartendo da una certa formazione liturgica. Cosa vuol dire oggi che la liturgia è, per usare un'espressione felice del Concilio, fonte e culmine della vita della Chiesa? Allora si è pensato di partire da un momento di ascolto per tutta la diocesi, aperto a tutti, laici, sacerdoti, chi svolge già un ministero all'interno delle celebrazioni o chi no, o chi si sta preparando adesso. Poi dipanare questo nei vari cammini specifici per ogni ministero e anche in ogni comunità parrocchiale, senza dimenticare appunto il percorso che le parrocchie già fanno, e concludere con un altro momento di ascolto. Cioè i due momenti di ascolto che vivremo, uno a novembre e uno a maggio, custodiscono poi tutti gli altri cammini che si fanno, senza dimenticare poi le celebrazioni dove la liturgia scende in campo concretamente, in particolare quelle in cattedrale che sono curate a livello diocesano, perché la cattedrale poi esprime quella che è la diocesaneità, cioè la Chiesa che si riunisce attorno al Vescovo. Che tema vi siete dati? Ma un po' il tema è quello proprio di rinnovare la Chiesa vivendo la liturgia. Vivendo la liturgia in maniera semplice, così come la Chiesa ce l'ha data e ce la dona, noi possiamo rinnovare la Chiesa, fedeli al Vangelo, fedeli a quello che la liturgia ci chiede e a quello che la Chiesa ci chiede. Noi vogliamo proprio dire, ma possiamo partire con un cammino nuovo e con un modo di vedere anche i ministeri, ad esempio, nuovi? E allora da lì piste di riflessione, possibili cammini nuovi, come già dicevo, e anche proposte operative pratiche. Il momento d'ascolto primo sarà anche l'occasione per tutti coloro che fossero anche solo semplicemente incuriositi o che volessero approfondire la propria formazione cristiana, appunto per un ascolto aperto a tutti. Qual è l'appuntamento e quale sarà il contenuto? Ma allora, giovedì 15 novembre presso l'Aula Magna di Casa Marchesani alle ore 20:45 ci ritroveremo con Don Paolo Tomatis, sacerdote, direttore dell'ufficio liturgico di Torino. Il titolo è un po' questo: i ministeri laicali nella Chiesa, sfida, fastidio, possibilità, positivo, negativo. La domanda, come capiamo, è aperta, perché in tante diocesi i ministeri laicali, in particolare il ministero straordinario della comunione, hanno una rilevanza molto importante, soprattutto nelle comunità dove mancano i preti, i presbiteri. Da noi, grazie a Dio, questa mancanza di clero non è ancora così evidente, quindi urge un po' una riflessione. Qual è il contributo fattivo che i vari ministeri,
ne cito alcuni: il lettorato, il Ministero straordinario della Comunione, il Ministero dei Cantori, il Sacrista, altro ministero molto importante. Quale il ruolo di questi ministeri e come questi ministeri possono aiutare l'Assemblea a partecipare in maniera attiva e consapevole. Don Paolo Tomatis ha lavorato molto su questi punti e quindi ci aiuterà, e sarà anche l'occasione un po' per iniziare un lavoro che è partito con alcune persone della diocesi che hanno creato insieme con me una nuova commissione liturgica diocesana, che ha un po' l'obiettivo anzitutto di pensare, di mettersi intorno a un tavolo e pensare a quali possano essere le proposte migliori per la vita liturgica in diocesi. Quella sera sarà anche possibile prendere visione di tutti gli altri appuntamenti che già sono stati fissati. Non li elenchiamo per semplicità, però la caratteristica è il fatto che ci sarà un percorso molto articolato anche e soprattutto nei vicariati. Percorso intenso e articolato per i ministri della Comunione già istituiti, il percorso usuale qui a Chiavari, e in più un incontro a livello vicariale, quindi 5 incontri per tutti e 5 i vicariati. Anche per i lettori, in queste settimane parte il corso per i lettori nel vicariato della Val Fontana Buona. Il desiderio è di andare proprio in loco per formare coloro che si apprestano a proclamare la parola di Dio, come anche un incontro per tutti i cantori e anche una conoscenza per i cantori della realtà diocesana, dei nostri cori e dei repertori dei canti, che sono tanto vari quante parrocchie ci sono nella nostra diocesi, un incontro con i sacristi e anche un incontro, volendo, con tutti coloro, anche i sacerdoti, che desiderano un po' approfondire i vari temi liturgici, senza dimenticare l'Istituto Diocesano di Musica, che vedrà il 24 novembre un momento importante in cattedrale con la riunione di tutti gli istituti liguri di musica sacra dalle 16:15 con un concerto e la messa del Vescovo alle 18, e anche un po' tutte quelle altre realtà, tra cui anche la scuola di teologia che propone il corso di liturgia istituzionale. Ha ripreso la sua attività l'Oratorio Salesiano di Monleone di Cicagna. Con il mese di ottobre sono iniziati corsi, attività, il doposcuola e tutto quello che concerne la vita di questo punto di aggregazione fondamentale per la vita della Val Fontana Buona. Siamo andati all'Open Day, durante il quale sono state presentate tutte le attività dell'Oratorio per quest'anno. Oggi l'Open Day dell'Oratorio, quali attività proponete quest'anno? Allora, ci sono molte attività che possono spaziare dal gioco degli scacchi al teatro, danza, però diciamo che ce ne sono due che per noi sono sicuramente più importanti degli altri, che sono quelli dedicati alla formazione cristiano-salesiana, che segue il tema proposto in tutto il mondo salesiano, che è Io sono una missione per la vita degli altri, e proporremo, naturalmente declinato in maniera diversa a seconda dell'età, lo stesso percorso ai bambini delle elementari fino ai ragazzi del triennio e quindi delle scuole superiori. L'oratorio come è strutturato? Avete degli animatori che vi danno una mano? Sì, abbiamo sicuramente degli animatori che si alternano nei vari pomeriggi per fare appunto animazione ai bambini. Abbiamo una ragazza che è una dipendente dell'Unione Ex Allieve, che è l'associazione che ha in capo la gestione di tutta quanta l'opera, che è l'incaricata per l'oratorio, che è Giada. E poi abbiamo una serie di volontarie che si alternano, diciamo, nelle attività non strettamente collegate all'animazione, ma che fanno comunque da contorno e che anche queste svolgono un ruolo importantissimo. Un invito per i ragazzi a venire a partecipare alle attività? Certo, allora l'oratorio è aperto tutti i giorni dalle 3 alle 6, compreso il sabato. Si fanno tantissime cose, dal gioco libero, ma non solo, c'è anche il gioco strutturato e il gioco prettamente animato dagli animatori. A venire sì, non solo per giocare, ma anche per pregare, per comunque stare in un ambiente sano, in compagnia di tanti bambini anche di altre religioni, e per fare quella famosa integrazione che qua si concretizza. Come sono organizzate le attività dell'oratorio?
Ci sono le attività più disparate, c'è pattinaggio, c'è il giornalino che torna dopo quest'estate, all'estate ragazzi, teatro, danza, laboratori creativi, corsi di scacchi, insomma ce n'è per tutti i gusti. Più o meno quanti sono i ragazzi che avete o comunque avete avuto negli altri anni? Cosa vi aspettate per quest'anno? Allora, gli anni scorsi siamo sempre stati con 120-150 ragazzi iscritti che ovviamente non partecipano tutti i giorni perché l'oratorio è aperto e libero quotidiano e sicuramente il bacino d'utenza è molto alto, nel senso che abbiamo bambini che vengono da quasi tutti i comuni della valle e che decidono di passare qualche ora qua appunto all'oratorio. Qual è l'importanza per i ragazzi comunque di attività aggregative come quelle che si fanno nell'oratorio? Beh, i ragazzi che vengono all'oratorio stanno già in un luogo sicuro, in un luogo in cui possono crescere spiritualmente, umanamente, possono incontrarsi da amici, possono incontrare veramente delle opportunità. Sono diversi i gruppi di interesse, chi fa chitarra, chi fa canto, chi fa teatro. Da sempre l'oratorio è stato sempre una fucina di protagonismo giovanile. Lei perché consiglierebbe ai ragazzi comunque di partecipare all'oratorio? Perché è anche un modo per fare amicizie che vanno anche al di là dell'appartenenza geografica, diciamo così. In questo oratorio, ad esempio, ci sono diversi ragazzi che provengono dal Marocco e ci si scopre uguali anche se non si parla la stessa lingua e quindi è veramente un luogo dove si può crescere nella fraternità. Anche quest'anno nella nostra diocesi si è svolto un doppio appuntamento in occasione della giornata del dialogo cristiano-islamico, un momento di incontro serale durante il quale si è parlato dell'importanza dei luoghi di culto proprio per l'espressione religiosa dei fedeli delle varie religioni e poi un momento di dialogo, di incontro molto semplice nel giorno successivo fra i giovani delle varie comunità cattoliche e di religione islamica del nostro Tigullio e più in generale del nord Italia. Infatti in questo momento di incontro e di dialogo c'è stata la testimonianza di ragazzi della pastorale giovanile della nostra diocesi e anche quella di ragazzi che provengono dalle varie comunità musulmane del nord Italia. Un momento di dialogo semplice che si è concluso con la condivisione del pranzo. Sentiamo. Abbiamo parlato dell'importanza dei luoghi di culto, già è definita anche dalla nostra Costituzione, forse pochi lo ricordano. Ma certo, perché l'articolo 19 esplicita il fatto che la libertà religiosa si esprime in pubblico e in privato e quindi è evidente che c'è una dimensione appunto pubblica che riguarda non soltanto l'individuo ma riguarda anche le comunità ed è quindi ovvio che tutto ciò richieda dei luoghi adeguati per cui questa libertà religiosa si possa esprimere in modo dignitoso. Noi abbiamo in Italia dei luoghi di culto che anche per carenza legislativa non hanno questo standard di dignità che la Costituzione in qualche modo suggerisce. Lei diceva anche che il luogo di culto, al di là del valore religioso, potrebbe avere nel nostro Paese un valore sociale, quindi dovrebbero essere presenti più luoghi di culto per le religioni presenti nel nostro Paese. In Italia ci sono circa 6 milioni di persone che appartengono a comunità diverse dalla cattolica, quindi è una componente molto importante ormai di protestanti, ebrei, musulmani, induisti, buddisti e così via, eppure a fronte di questo marcato pluralismo religioso il nostro paesaggio architettonico, l'architettura religiosa ancora non marcia allo stesso passo e molte comunità anche per demerito, mi permetto di dire, del legislatore nazionale e regionale sono costrette a accontentarsi di situazioni molto marginali e poco dignitose e tutto questo crea una difficoltà perché dietro ogni comunità c'è un sistema scolastico, un sistema di formazione, un sistema di riconoscimento della comunità stessa, di costruzione dell'identità, c'è un sistema di assistenza, pensiamo all'importanza del welfare religioso, cioè della carità che non soltanto i cristiani
cristiani, ma anche i musulmani, gli ebrei, i buddisti, fanno ai loro membri in difficoltà oppure in generale ai poveri. Ecco, non avere luoghi riconosciuti, trasparenti, dignitosi, nei quali fare comunità religiosa significa anche impoverire il nostro tessuto sociale. Qual è il messaggio che si intende lasciare dall'incontro di oggi? Il messaggio di oggi è che siamo tutti una comunità. Sì che si parla della comunità musulmana, comunità cristiana, ma siamo una comunità, siamo cittadini di questo paese. È il messaggio che siamo degli esseri umani che devono vivere insieme, perché comunque stare insieme in questo paese ci obbliga anche, fra gli obblighi della convivenza, anche di dialogare, di stare insieme, di scambi di cultura, scambi cibo e anche dialogare su argomenti importanti sia nel versante cristiano sia in quello musulmano. Quali sono i punti di contatto tra i cristiani e i musulmani? Cioè, in che modo possono dialogare? La cosa molto più importante, le amicizie, perché tutto nasce dal basso. Se vogliamo dialogare, dobbiamo dialogare veramente dai punti di incontro. I punti di incontro che sono tantissimi. Che cosa rappresenta per te questo incontro, questa giornata? Sicuramente penso un momento per conoscersi, per appunto conoscere l'approccio che altri ragazzi hanno verso la religione, una religione diversa, e soprattutto conoscere la fede degli altri ragazzi. Ecco. Penso che sia importante questo, anche un po' rompere il ghiaccio, ecco, mettersi un po' in gioco, provare a dialogare e stare insieme. Qual è secondo te un punto di forza che vi accomuna e vi avvicina più di tutto? Penso proprio il mettersi in gioco, cioè l'aver voglia di approfondire la conoscenza e poi anche avere uno spirito, diciamo, una domanda su Dio. Ecco. Io sono nata in Egitto nel 96. Poi mi sono trasferita quando avevo solamente 2 anni, forse anche di meno. Siamo arrivati qua in Italia perché mio padre lavorava già da prima. Mio padre qua da tipo 30 anni, se non di più, ha sposato mia madre, e dato che mio padre non riesce a vivere senza famiglia, io non posso fare come gli altri che lasciano la famiglia, poi vengo giù ogni 6 mesi, quindi vi porto tutti con me. Alla fine eravamo solo io e mia madre era incinta con mia sorella, e quindi ci siamo trasferiti a Milano. Abbiamo vissuto a Milano proprio città, per 1 anno, poi ci siamo trasferiti a Cernusco sul Naviglio, in provincia, e da lì siamo sempre stati qua. All'inizio, ovviamente, come ogni famiglia che viene da fuori, non si sa mai, i miei genitori non sapevano se rimanere sempre in Italia oppure ci sarà un giorno in cui dovranno ritornare in Egitto. Quindi cosa facevano? Facevano a me e alla mia seconda sorella studiare anche l'arabo, nel caso magari per non so qualsiasi motivo avessimo dovuto andare in Egitto. Quindi io studiavo sia l'italiano nella scuola italiana, sia mia madre insegnava l'arabo, e andavo a fare gli esami nel consolato. Poi dopo, tipo, quando sono arrivata in terza media, hanno capito che ormai la nostra vita è qua, quindi hanno smesso. Infatti tutte le mie sorelle Ti senti più italiana o più egiziana? È una domanda che chiedono un sacco. Io sinceramente mi ritengo italiana, perché nel senso vivo qua da 20 anni, perché ormai ho 22 anni, quindi vivo qua da 20 anni, e quando vado in Egitto non mi sento del posto, appunto perché i modi di fare, interagire con le persone è molto 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 diverso. Io sinceramente, se dovrei vivere in Egitto, non ce la farei. Cosa significa per te integrazione? Integrazione, secondo me, non dovrebbe esistere la parola, perché siamo una comunità intera, quindi viviamo qua, quindi secondo me integrazione non dovrebbe esistere. Ci racconti brevemente la tua storia, da dove vieni e quanto tempo è che sei in Italia? Io venuto a febbraio scorso, quasi 6 mesi, 2 anni, vengo a Senegal. Durante il viaggio molto duro, anche molto difficile. Secondo te qual è il senso dell'incontro di oggi? Cioè, cosa significa per te integrazione o dialogo? Sì, integrazione. Io ho visto tanta gente di qua, questo dietro. Sì, buono, come la gente cristiana e musulmane,
vanno rimasti insieme, così va bene. Tu sei musulmano e riesci a vivere la tua fede, la tua spiritualità qui in Italia, come in Senegal? Sì, io ho visto come tanto in Senegal. Io pregare tutte le ore, anche come si dice, come venerdì, sì. Andato in Genova per grandi chiese, per grandi mosche, per pregare insieme come musulmani. Molto importante per noi, per me. Domenica la Chiesa fa memoria di San Martino. Sono diverse le comunità parrocchiali della nostra diocesi che saranno in festa in occasione della ricorrenza liturgica. In particolare Portofino, così duramente colpita dalla mareggiata alcuni giorni fa, come voi tutti sapete, si ritroverà unita proprio per celebrare il santo titolare della Chiesa parrocchiale. L'appuntamento è domenica 11 novembre alle 11 del mattino con la Santa Messa che sarà presieduta dal parroco Don Alessandro Giosso. Ricordiamo che Portofino è raggiungibile con i battelli. Nella giornata di domenica i battelli saranno in partenza da Santa Margherita Ligure alle 9:30, 11:30, 14 e 16. Ci saranno i battelli per il ritorno da Portofino alle 10, alle 12, alle 14:30 e alle 16:30. L'oratorio di San Martino a San Salvatore di Cogorno da domenica tornerà ad ospitare le messe e i momenti di preghiera nonostante i danni che sono stati causati dal maltempo alla copertura. Le celebrazioni si terranno dunque al villaggio del ragazzo solo fino alla giornata di sabato. Domenica, giorno della festa del santo titolare, la messa sarà in oratorio alle 8:30, alle 15:30 ci sarà la processione. I fedeli dell'oratorio e della confraternita di San Martino hanno trovato il modo di allestire un altare provvisorio poco dopo i gradini dell'abside. La chiesetta sarà poi chiusa nuovamente quando prenderanno il via i lavori per la messa in sicurezza. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.